Derby ligure nel girone A di Serie D a Riboli di Lavagna, sia Lavagnese che Sanremese sono tornati a fare punti dopo un periodo complicato, bianconeri che hanno regolato il Fossano, Matuziani con 8 punti nelle ultime 4 gare. Primo tempo, dai ritmi non forsennati come documentano le immagini del precisissimo Nico Cosentino, pericolo lavagnese con un pallone che attraversa tutta l'area di rigore. La risposta della Sanremese fa paura perché Romano va in gol ma viene fermato per una posizione irregolare da valutare anche attraverso le immagini. Davvero pochi i centimetri che fermano il numero 24 a fermarlo, ci pensa anche Boschini. Nei dintorni della mezz'ora il portiere bianconero compie anche un grande intervento sul tentativo quasi da centrocampo di Convitto sul proseguo dell'azione. Nella ripresa c'è Murgia in campo per gli ospiti, il numero 7 si mette subito in mostra al minuto 62 quando taglia il campo e serve Pellicano, scarico intelligentissimo per De Montis che controlla appena a lungo ma riesce con la punta a battere Boschini per la rete del vantaggio mattuziano alla prima vera occasione della ripresa. 0-1 Sanremese e Lavagnese che non riesce a impostare una vera e propria reazione nel finale. Allora la formazione di Andrioletti prova a legittimare il vantaggio con Pici che svetta su corner da sinistra ma centra in pieno la traversa. Ancora Sanremese con Diego Vita che si gira in aria e costringe Boschini alla parata bassa nel finale. Ultimo tentativo lavagnese con la punizione di Dorsi che sfugge dalle mani a Dragone, brivido in area ospite prima della pulizia di Fenati che blinda i 3 punti. Vince la Sanremese tra 3 giorni di nuovo in campo, Lavagnese a Borgosesia, Mattuziani a Fossano.